2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3. Ammettiti le cuffie, ammettitela, si parla. Stai con la cuffia, si parla. Amici d'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepore dalla Pala Barsacchi di Viareggio, dove inizia il girone di ritorno del massimo campionato di hockey su pista. Le squadre sono in mezzo alla pista per il riscaldamento, vedete intanto già sulla grafica in sovraimpressione si gioca Viareggio-Bassano. Nel girone di andata la formazione bianconera di Francesco Dolce vinse per 3-2 nell'esordio del campionato di hockey su pista, con le riprese di Vincenzo Calvanese e Marcello Bulgarelli alla regia e al coordinamento. Siamo in diretta qua dal Pala Barsacchi anche sulla piattaforma della Lega Nazionale Hockey, anche collegati ovviamente come sempre in streaming con la Federazione Italiana Sport Rotellistici. Un saluto anche alla regia centrale di Noi TV coordinata da Matteo Bedini e a tutti ovviamente anche i nostri telespettatori che stanno seguendo qua dalla Pala Barsacchi questa partita che inizierà alle 21. Vedete intanto la squadra del Centro Giovani Calciatori con il proprio portiere Leonardo Barozzi che effettua il riscaldamento. Poi sentiremo anche, prima di entrare in diretta con la partita qua dal Pala Barsacchi, anche subito i due tecnici che abbiamo intervistato, Gaetano Marozin del Bassano e ovviamente Francesco Dolce del Centro Giovani Calciatori. Possiamo quindi chiedere alla regia di mandarceli subito, quindi le ascoltiamo. Francesco Dolce, allenatore del Centro Giovani Calciatori, inizia questo girone di ritorno con il Bassano. Sì, inizia il girone di ritorno, un'altra partita fondamentale per noi per andare poi alle feste, insomma, tranquilli, no? Non è facile, anche se il Bassano non sta attraversando un ottimo momento, però insomma è fondamentale entrare bene e interpretare bene la partita subito al primo minuto. I numeri parlano a vostro favore, 4 vittorie di fila, per il Bassano invece 4 sconfitte, quindi chiaramente è una partita dove loro specialmente vogliono fare i punti per cercare di recuperare il terreno perso. Sì, sicuramente, qua sono tutte finali, lo vediamo, c'è equilibrio in tutte le partite, però è chiaro che noi, soprattutto in casa nostra, insomma, per noi l'obiettivo fondamentale sono i 3 punti. All'andata 3-2 a Bassano, che non era facile. Sì, all'andata 3-2, forse potevamo venire via da Bassano anche con un punteggio forse un pochino più largo, però insomma era la prima partita, dovevamo rodarci un pochino e niente, però ormai quella è andata, pensiamo a stasera. Gaetano Marozin, allenatore del Bassano, arrivate a Viareggio per cercare chiaramente di interrompere questa striscia negativa. Sì, ci siamo un po' disuniti, abbiamo perso un po' il filo. Devo dire che comunque i ragazzi hanno sempre lavorato bene, quindi siamo qui proprio per rifarci, per cercare di mettere un po' di punti in cascina. Chiaramente abbiamo un avversario di rango di fronte, però siamo determinati a vendere molto cara la pelle. Forse dalla sconfitta con il Monza, che non l'avete assorbita bene, qualcosa si è inceppato lì? Ah sì, ma quest'anno tutte le partite sono molto difficili, gli avversari sono... Credo che non ci sia mai stato un campionato così livellato, per cui tutti i sabati c'è la possibilità di fare punti e c'è la possibilità anche di perderli. La partita col Monza in casa nostra l'abbiamo veramente giocata male e questi sono obiettivamente i punti un po' che ci mancano. Però nello sport la cosa bella è che tutti i sabati ci si può rifare, quindi siamo qua proprio per cercare di rifarci.
Abbiamo ascoltato i due allenatori, ora siamo in compagnia anche del collega della redazione del Tirreno di Viareggio Angelo Cupisi che ci accompagna, poi chiaramente lui dovrà scrivere l'articolo, quindi ci alterneremo in questa telecronaca. Angelo, intanto parliamo un po' di questo Bassano che ha iniziato un campionato con degli alti e dei bassi e come abbiamo sentito proprio dal suo allenatore Maruzin che è arrivato dal Tiene, cercheranno di interrompere questa serie negativa che significano 4 sconfitte di fila. Certamente, il Bassano scende qui a Viareggio con una serie negativa che sta mettendo in difficoltà la formazione giallorossa. In questo primo incontro del girone di ritorno la squadra di Maruzin deve assolutamente invertire la rotta in questo periodo non proprio felice che sta attraversando. Abbiamo sottolineato che è reduce da 4 sconfitte consecutive, 4 stop che praticamente hanno messo in difficoltà la compagine di veneta e quindi verranno al Pala Barzanchi per riscattarsi anche dell'ultima sconfitta incassata da Zarzana di Alessandro Bertolucci e si troveranno di fronte un centro giovane che al contrario, a proposito del numero 4, è reduce da 4 successi consecutivi che l'hanno posizionata al 4° posto in classifica. Per quanto riguarda la formazione ci sono alcune conferme, alcuni arrivi, quindi una formazione che probabilmente si sta amalgamando ancora. Certamente, no? si deve ancora amalgamare, però credo che sia un bilancio più che positivo questo primo girone d'andata per quanto riguarda il centro giovani che ripeto si è posizionato al 4° posto. Voglio anche sottolineare comunque che il Bassano è una squadra assolutamente da non sottovalutare, dove hanno in Crespo il miglior realizzatore con 12 reti, mentre il centro giovani hanno Cinquien e Selva autori di 11 reti, quindi una partita comunque da sottovalutare che il centro giovani cercherà di vincere appunto per bissare il successo dell'andata. Il Bassano ha fatto rientrare alla casa madre alcuni giocatori, no? Che erano fuori. Certo, certo. Milani dal Vercelli, Piroli dal Valdagno, poi sono arrivato lo spagnolo Candanedo, il portiere, Crespo e ora intanto possiamo già anticipare le formazioni delle squadre con il Bassano che schiera con il numero 28 Davide Pertegato, con il numero 4 Edoardo Pilati, con il numero 5 Mattia Baggio, con il numero 8 Davide Piroli, con il 9 Roc Lisa, con il 23 Alessandro Toniolo, con il 37 Victor Crespo che è il capitano, con il numero 75 Cesar Candanedo, con il numero 30 Davide Mello, allenatore lo ricordiamo ancora Gaetano Maruzin. Il quintetto iniziale dovrebbe essere quello che ci hanno confermato giù negli spogliatoi, il portiere Pertegato, poi Victor Crespo e Cesar Candanedo in difesa e poi Mattia Milani e Davide Piroli. Questo è il quintetto che dovremmo vedere ai nastri di partenza di questa partita. Adesso seguiremo ovviamente, dopo diamo il tempo alla regia di arrivare con la grafica anche a quella che è la formazione del centro giovani calciatori, con il numero 1 Emiliano Torre, con il numero 7 Fernando Montigel, con il numero 9 Samuele Muglia, con il numero 11 Romeo Danna, con il 26 Elia Cinquini, con il 29 Gepi Selva, con il numero 70 Luca Lombardi, con il 77 Liam Rosi, con il 99 Niccolò Puccinelli, con il numero 10 Leonardo Barozzi, il capitano, allenatore ovviamente Francesco Dolce. Il consueto quintetto iniziale con Leonardo Barozzi fra i pali, Fernando Montigel ed Elia Cinquini che sono i due in difesa e poi Gepi Selva e Romeo Danna che sono gli altri giocatori di movimento in avanti. Un Romeo Danna che si alterna a volte con Samuele Muglia, Angelo, nel partire dal primo minuto, comunque giocatori che in pratica si equivalgono. Certamente, ultimamente Dolce ha utilizzato
inizialmente Danna, poi dopo una media di 6-7 minuti fa entrare anche Samuele Pomuglia. Comunque lo scopo di questa alternanza è quello di far sì che la formazione bianconera possa avere una continuità di gioco e dinamicità che comunque alla distanza sta dando buoni risultati. Ecco, un centro giovani calciatori che possiamo dire con i punti che ha totalizzato in classifica è andato forse anche per alcuni al di là di ogni più rosea aspettativa, no? Perché c'erano formazioni che sulla carta potevano essere considerate più qualificate, no? Dei bianconeri del centro giovani, invece zitti hanno di settimana in settimana inanellato risultati che li hanno portati addirittura avanti al Trissino. Certamente. Difatti dopo la partenza all'inizio della stagione di alcuni giocatori indiscutibilmente forti, qualcuno ha cominciato a storcere la bocca, ma va sottolineato come il lavoro svolto dal trainer Dolci insieme al preparatore atletico professor Bemi e comunque all'impegno di tutta la squadra ha fatto sì che la formazione bianconera abbia potuto raggiungere questo girone di andata, questo quarto posto dopo il girone d'andata, e devo dire che credo che in questo momento i tifosi abbiano ancora maggior fiducia in questa formazione. Un centro giovane che affronterà il Trissino proprio nella prossima partita proprio di domenica pomeriggio alle 18 il 5 di gennaio e che poi troverà nel mese di febbraio in Coppa Italia. Certamente, quando si parla del Trissino non si può non ricordare i due ex bianconeri, sia l'allenatore Sergio Silva ma soprattutto quel grande campione che è Reinaldo Ventura. Reinaldo Ventura, lo voglio anche sottolineare, che comunque lunedì è ospite dell'SPV perché festeggiano i ragazzi dell'SPV il Natale, ospitando anche questo grande campione indimenticato Reinaldo Rei Ventura. Devo dire che il Trissino, anche il Trissino comunque deve raggiungere un rendimento più stabile, perché secondo me il Trissino sta un po' rendendo leggermente meno di quello che potrebbe. Ecco, quindi intanto possono fare quasi le prove, no? Il 5 di gennaio per quella che poi sarà la partita di Coppa Italia. Una squadra, questa bianconera, che vorrà arrivarci chiaramente nelle migliori condizioni possibili con questo Bassano. Stasera ovviamente è un altro test importante perché ricordiamo l'ultima partita in casa con il Montebello, la squadra bianconera era in vantaggio 4-1 e poi il Montebello è rientrato prepotentemente in partita chiudendola 4-3 a favore dei bianconeri ovviamente. Però. Certamente, ricordiamo anche le parole, il commento di Francesco Dolci negli spogliatoi, che diceva che sì, la squadra aveva meritato i 3 punti, però aveva commesso qualche errore di troppo. Effettivamente qualche errore in difesa l'aveva registrato e l'importante comunque è poi avere la testardaggine, come ha dimostrato fino adesso, di inseguire i 3 punti importanti che appunto nelle ultime 4 partite le ha consentito di incassare altrettanti successi. Intanto le squadre guadagnano gli spogliatoi perché poi chiaramente ci sarà anche la chiama da parte degli arbitri che, li ricordo, sono i signori Andrea Davoli di Correggio, primo arbitro, poi Giorgio Fontana di Milano, arbitro ausiliario Sandro Raffaelli di Viareggio e al tavolo dei 45 secondi Alessandro Capparelli, anche lui arbitro di Viareggio. Quindi una partita che fra circa 10 minuti prenderà il via. Avevi ricordato prima che il Bassano è reduce da questa sconfitta abbastanza pesante con il Sarzana. Intanto abbiamo visto in sovraimpressione l'anticipo che c'era stata dalle ore 18, la vittoria del Follonica sul Correggio per 5-2, addirittura c'era stato anche un momento in cui la formazione del Correggio era passata in vantaggio per 2-1, poi abbiamo Bregaglia
Breganze Scandiano primo tempo 1-0, poi c'è Valdagno Monza 0-0 e Lodi Sandrigo 0-0, quindi ci sono anche queste partite che vediamo grazie anche alla grafica che ci sta mandando Marcello Bulgarelli qua dalla Pala Barzanchi. Intanto la classifica con il Lodi in testa con 30 punti, seguito dal Forte dei Marmi 27, Trissino 23, Breganze e 100 giovani calciatori 23, Valdagno 21, poi Sarzana 20, lo Scandiano 19, lo Scandiano 19, il Follonica 14, Monza 13, il Montebello e il Bassano con 11 punti, Sandrigo 10, Correggio Fadagnino di coda ancora con 9 punti, quindi un Bassano che chiaramente non pensava di essere lì in questa posizione di classifica. I cannonieri, Ambrosio ovviamente 23 gol, si sta confermando, Cancela 20, Martinez 19, Garcia e Texidò con 18 gol, poi Lopez Selva con 15 insieme a Tatalanni, Malagoi 13, Compagno 12 insieme a Crespo Oliva, Galvas Pedrol, poi Garcia Bielsa 12 con Fioraso Cocco 11, Cinquini ancora tribune del Pala Barzanchi. Intanto i due arbitri sono in pista, come ricordavo appunto Andrea Davoli e Giorgio Fontana. C'è l'applauso della tribuna del Pala Barzanchi proprio a questo tifoso del Viareggio purtroppo scomparso nel 2014. Ci sono anche alcuni rappresentanti della tifoseria del Bassano che sono arrivati qua a Viareggio, sono sistemati dietro la tribunetta lato mare. Intanto le squadre stanno facendo il loro ingresso in pista, le solite musiche del carnevale di Viareggio. Man mano che passa il tempo ci avviciniamo proprio a questa kermesse, quest'anno con 6 corsi, addirittura anche il giovedì e martedì, con un primo piano di Elia Cinquini, vediamo gli altri, Gepi Selva, prova Liam Rosi, uno dei giovani della formazione bianconera che sta maturando, arrivato dall'SPV Viareggio, mentre non è ancora entrato in pista il Bassano, che ha guadagnato gli spogliatoi qualche minuto fa dopo il riscaldamento effettuato qua sul parquet del palazzetto viareggino. Un
Allora ecco, vediamo gli arbitri principali che li ricordiamo sono Andrea Davoli di Correggio e Giorgio Fontana di Milano. Al tavolo dei cronometristi arbitro ausiliario Alessandro Capparelli e al tavolo dei 45 secondi appunto Alessandro Capparelli e arbitro ausiliario Sandro Raffaelli di Viareggio. Il Bassano, dicevo, che non ha ancora fatto ingresso in pista, una squadra, Angelo, che ha realizzato 33 gol e ne ha subiti 60, davvero tanti. Difatti i 60 gol sottolineo come la difesa del Veneto subisca qualche gol di troppo, è la peggiore difesa comunque anche insieme a quella del Sandrigo, perché 60 gol sono effettivamente tanti. Stasera credo che Marosin abbia il compito di dover far sì che predisporre una marcatura molto stretta, molto attenta, perché il centro giovani è determinato a riprendere il giro di boa di questo campionato con il quinto successo. Intanto entra in pista anche il Bassano, salutato come detto da quei pochi ma caldi tifosi della formazione veneta che sono arrivati qua al Pala Barsacchi di Viareggio per portare un po' di calore, di incoraggiamento alla loro formazione, e questo chiaramente gli fa onore vista anche la classifica deficitaria del Bassano e anche la distanza che c'è tra la città veneta e il Viareggio, quindi ovviamente essere arrivati qua al seguito della squadra è importante. Certamente. Angelo. E questi 10 tifosi, l'abbiamo contati, che sono qui, meritano veramente un grosso apprezzamento da parte della dirigenza e della squadra giallorossa, perché insomma proprio in questo periodo affrontare una trasferta del genere non è proprio agevole. E che dire, questa partita è una partita dove, ripeto, il centro giovane vorrà collezionare il quinto successo consecutivo, e mentre il Bassano vorrà invertire decisamente la rotta non proprio bella fin qui collezionata. È un periodo, come dicevo, non proprio felice per la squadra di Carosin, che sta attraversando un periodo piuttosto difficile. Intanto le squadre sono schierate al centro della pista, vedete inquadrate dal nostro operatore Vincenzo Calvanese, telecamera centrale qua dal Pala Barsacchi, poi c'è un supporto anche di altre 4 telecamere che sono una per il cronometro, poi le altre per i primi piani e poi ovviamente altre 2 telecamere a ridosso delle porte per ovviamente facilitare un po' anche quello che è la visione di coloro che sono a casa a seguire la partita. C'è intanto lo speaker che annuncia le formazioni delle 2 squadre, che le abbiamo già ricordate noi nell'inizio del collegamento qua dal Pala Barsacchi di Viareggio. Ribadisco ancora un saluto a tutti coloro che sono numerosi per questa partita, collegati in diretta anche streaming oltre che sul digitale terrestre, proprio per seguire questo appuntamento importante della prima gara del girone di ritorno del massimo campionato di hockey su pista. Si affrontano il Centro Giovani Calciatori ed il Bassano, guidata da Gaetano Marozin. Bassano in maglia bianca con pantaloncini rossi, il Centro Giovani Calciatori con la sua tradizionale casacca bianconera. Intanto stanno prendendo posizione anche gli ultimi tifosi che sono arrivati qua sulle tribune del Pala Barsacchi. Il saluto delle 2 squadre, siamo ormai prossimi per l'inizio di questa partita, dove la posta in palio è abbastanza alta, perché chiaramente il Centro Giovani vuole proseguire la striscia positiva, il Bassano vuole invece interrompere quella negativa, e quindi ovviamente entrambe le squadre si affronteranno a viso aperto. Intanto vediamo il
gruppo del Bassano che cerca di caricarsi. Questa è l'immagine dei giocatori del Centro Giovani Calciatori, ancora però eccolo un primo piano davvero significativo dei giocatori del Bassano che vogliono, come detto, scaricare un po' quella tensione che si stanno portando dietro per una serie di risultati che non sono stati come le aspettative. Abbiamo sentito prima dell'inizio della partita proprio il tecnico veneto che ricordava che probabilmente la sconfitta con il Monza è stato un po' un inizio di una serie di risultati negativi. 3 giocatori bianconeri, Geppi Selva, Elia Cinquini e Nando Montigello sono lì alla porta dove ovviamente arriverà il portierone della nazionale del Centro Giovani Calciatori Leonardo Barozzi. Abbiamo visto anche Romeo Danna, eccolo il primo piano di Leonardo Barozzi, una sicurezza chiaramente per la squadra del Centro Giovani, una sicurezza anche per la nazionale di Massimo Mariotti, perché intanto vediamo dalla parte opposta il portiere Davide Pertegato che parla con il compagno di squadra Davide Piroli. I quintetti sono in pista, sono quelli che abbiamo anticipato all'inizio della nostra telecronaca qua dal Pala Barsacchi. Li ricordo ancora: Pertegato, Crespo Oliva, Candaneto, Milani e Piroli per il Bassano. Intanto la partita ha preso il via. Il portiere Leonardo Barozzi, Cinquini con Montigel, Romeo Danna e Geppi Selva per i bianconeri. Manovra la squadra veneta, cercava subito Cinquini di portarsi a conquistare la pallina, interviene l'arbitro Andrea Davoli ed è subito un ingaggio a 2 per i giocatori del Centro Giovani. Elia Cinquini, Montigel più dietro Geppi Selva per la battuta. C'è la conclusione in porta, addirittura viene colpito Crespo Oliva da parte dei giocatori del Centro Giovani Calciatori, che è rimasto anche leggermente contuso. Si riparte con il Bassano che manovra. Possesso della pallina, la formazione di Marozin, Crespo Oliva dietro al compagno di squadra esattamente Milani, si porta in avanti la squadra del Bassano, indietro per manovra Piroli, Montigel sulla sua traiettoria, Piroli ancora che manovra e il Bassano in possesso della pallina, scambia corto con Crespo Oliva che ha proseguito l'azione, però non hanno concluso nel corso dei 45 secondi. Avete sentito la sirena e quindi si riparte con il Centro Giovani con Nando Montigel. 0-0, 2 minuti dall'inizio di questa partita tra il Centro Giovani Calciatori e il Bassano, con la squadra bianconera che manovra in questa fase della partita. Geppi Selva cerca un affondo, aggira la porta, difesa da Pertegato, protetto anche dal compagno di squadra Milani. Ancora i bianconeri che mantengono il possesso della pallina, la perdono, parte il Bassano, rigira su se stesso Milani perché non trovava lo spazio per poter proseguire. Crespo Oliva va alla conclusione sbagliando la mira. 12 gol all'attivo per il giocatore del Bassano. Intanto Nando Montigel, Elia Cinquini, Montigel ancora e riparte la squadra viareggina. Tanto in sottofondo i ragazzi della curva est del Centro Giovani Calciatori si fanno sentire. Va a terra Montigel, l'arbitro fa proseguire l'azione il signor Davoli di Correggio. Dalla parte opposta controlla anche Giorgio Fontana, suo collega di Milano, aveva perso la racchetta un giocatore del Bassano. Intanto Geppi Selva si lamentava. C'è il replay dell'azione, in precedenza dove stesso Milani, perché Crespo non trovava lo spazio per poter proseguire. Crespo Oliva, il colpo della pallina, e poi abbiamo visto in azione mandare al lato la sfera. Siamo con
il gioco fermo esattamente al centro della pista, dove ha ripreso il gioco Candanedo per compagno di squadra. È il Bassano che viene in avanti, ha perso l'attimo del tiro e c'è il gol. C'è il gol del numero 37, Crespo Oliva. Il Centro Giovani Calciatori non è del solito avviso. Ora vedremo di squadra il replay. Un'azione un po' che viene davanti, ha perso l'attimo, la pallina che sinceramente qui non abbiamo visto bene neanche noi in questo replay, forse con questa immagine ancora sì. C'è la pallina che ha scavalcato di poco il portiere del Centro Giovani Calciatori e quindi c'è l'1-0 a favore del Bassano con la rete di Crespo Oliva. Un'azione un po' strana quella che si è evoluta nel contropiede Angelo, una pallina che è stata lavorata da Crespo Oliva e poi è riuscito a concludere l'azione. Il goleador veneto è riuscito a fare un bel gol, ma senza dimenticarci che un minuto prima aveva anche colpito il palo, e qui il Bassano sta confermando la volontà di invertire la rotta e di rendere dura la vita ai bianconeri. Abbiamo visto che appunto la squadra di Francesco Dolce aveva accennato una protesta proprio in questa azione del gol, però gli arbitri sono stati abbastanza subito decisi nel concedere la rete. Ora vedremo la reazione del Centro Giovani Calciatori, come si svilupperà. Gepi Selva va alla conclusione pericolosamente colpendo il palo. No, è andato vicino a sfiorare il palo, viene in avanti Cinquini, subisce fallo, l'arbitro fa proseguire con Cinquini che è rimasto a terra. Un contropiede del Bassano stava creando un pericolo ancora alla compagine bianconera, che adesso deve ovviamente riorganizzarsi un attimo dopo questo gol che ha subito. Gepi Selva dietro la porta di Pertegato, scambia con Romeo Danna, adesso c'è il centro in avanti nella metapista, siamo nell'area diciamo del Bassano, con due falli di squadra per la formazione bianconera, uno, e ora vediamo ecco l'azione di Selva nel replay. È andato vicino a creare davvero un pericolo per la porta di Pertegato, che è riuscito in qualche modo ad allungare la mano ed evitare che la pallina oltrepassasse la linea della porta. 1-0, come vedete il punteggio a favore degli ospiti di Gaetano Maruzin. Dalla grafica in sovraimpressione il centro, la forza chiaramente un po' i tempi per recuperare questo svantaggio inatteso, se vogliamo, anche perché questa azione di Crespo Oliva era stata un po' personale, con la caparbietà del giocatore che è riuscito a mantenere il possesso della pallina e poi in qualche modo tirare e mandare la sfera al di là della schiena di Leonardo Barozzi. Intanto in fase difensiva Gepi Selva riesce a fermare l'attacco del Bassano, che mantiene però regolarmente il possesso della pallina. 19 minuti alla conclusione del primo tempo, non è riuscito a trovare lo spazio per il tiro Milani, che lì instaura un corpo a corpo con Montigel, che ha avuto la meglio, è uscito da dietro la porta di Barozzi, poi è andato alla conclusione con la pallina che si è impennata e quindi il gioco interrotto. Intanto vediamo il replay, la partenza di Montigel, accanto a sé aveva Romeo Danna, poi ha preferito concludere personalmente, la pallina si è alzata e si riparte da centropista perché è andata fuori.
è il Bassano, c'è l'aggancio di un giocatore e c'è probabilmente il blu, c'è il blu a Gepi Selva, blu per Gepi Selva da parte dell'arbitro Andrea Davoli. Al 19:26, quindi c'è questo blu per Gepi Selva, vediamo il replay. Stava per andare via il capitano della formazione veneta Crespo Oliva, c'è anche il capitano bianconero Leonardo Barozzi che va a dire qualcosa al direttore di gara Andrea Davoli, perché probabilmente anche lui non era d'accordo di questa sua decisione. Fatto sta però c'è questo cartellino blu per Gepi Selva e ora c'è il tiro diretto per la formazione del Bassano che è in vantaggio. Intanto vediamo le highlights delle azioni precedenti che vengono forniti dalla nostra regia qua dal Palabarsacchi, coordinata da Marcello Bulgarelli nella regia centrale di... Intanto il gol, avete visto questa pallina che ha picchiato nel palo e poi è andata alle spalle. È chiaro che era difficile poterla vedere anche bene dai giocatori lì in pista. Ha cercato Romeo Danna di toglierla tentando un guizzo, ma non c'è riuscito, l'arbitro era lì ben appostato. Ora vediamo il tiro diretto, dovrebbe incaricarsi Piroli. Piroli che va al tiro del tiro diretto, vediamo che tutto è pronto per, intanto arriva qualche fischio dalla tribuna del Palabarsacchi. Piroli contro Barozzi, un momento importante della gara con Barozzi che è riuscito a neutralizzare. Possibilità quindi Angelo del Bassano per raddoppiare. Intanto qua c'è un giocatore del Centro Giovani Calciatori che va a terra, è Elia Cinquini, protesta la panchina bianconera perché volevano il blu. Intanto era stato il numero 75 Candanedo e qui sinceramente c'erano gli estremi e il blu arriva il blu per Candanedo per fallo su Cinquini esattamente alla 19:11 e ora va al tiro diretto Montigel che ha la possibilità di riportare il Centro Giovani Calciatori in parità. Angelo, adesso un tiro importante per Nando Montigel, perché dopo che il Bassano ha sbagliato il 2-0 adesso il Centro ha la possibilità di andare sull'1 pari. Certamente è un'occasione che non deve sbagliare il Centro, perché è un'opportunità per rimettere in equilibrio l'incontro e riacquistare quella fiducia che il gol di Crespo aveva messo in difficoltà la formazione bianconera. Staremo a vedere, batte Montigel. Intanto appunto si sta preparando. Una buona sorpresa, devo dire, il tiro di Montigel. Intanto si sta preparando. Aveva sempre battuto i tiri diretti Cinquini. Eccolo Montigel che contro il Montebello aveva realizzato e qua è riuscito Pertegato a chiudere la porta e quindi non c'è stata la possibilità di questo pareggio del Centro Giovani Calciatori con il tiro diretto di Nando Montigel che lo aveva realizzato contro il Montebello. Intanto è in pista Samuele Muglia per il Centro Giovani, prova alla conclusione al volo con la pallina che si alza sul passaggio di Nando Montigel con il punteggio ancora di 1-0 per il Bassano quando siamo a 18 minuti e 23 secondi dal
conclusione del primo tempo. Elia Cinquini parte per la squadra di casa, Montigelli, Muglia vede una irregolarità il direttore di gara Giorgio Fontana e quindi è stata interrotta la manovra bianconera. Bassano che sviluppa questa possibilità di contropiede, poi si ferma Piroli che non ha trasformato prima il tiro diretto per il blu di Gepi Selva. Ancora Piroli in azione, scambia con il compagno di squadra Milani che ha impegnato seriamente Barozzi. Intanto va a terra Montigelli, il tiro, c'è la punizione a favore del Centro Giovani Calciatori con il terzo fallo di squadra per i bianconeri, 3 anche per il Bassano. Muglia, accanto a lui Montigelli e Elia Cinquini, 3 uomini di fronte al portiere Pertegato. Muglia ha ricevuto da Cinquini, davanti a lui un giocatore veneto che ora chiaramente il Bassano cerca di amministrare questo 1-0, la pallina che non riesce ad essere sfruttata adeguatamente da parte di Nando Montigelli. Intanto vediamo il replay, Cinquini per Muglia e ancora l'occasione avuta da parte dei bianconeri che non riescono a finalizzare e concretizzare quando arrivano davanti al portiere Pertegato. Cinquini adesso forza un po' il tempo, intanto è rientrato in pista Gepi Selva dopo che era stato allontanato con il blu. Muglia, ripresa da dietro la porta, era riuscito a girarsi bene, poi però ha avuto Milani che lo ha pressato. Questa inquadratura dal basso che dà appunto la sensazione che i bianconeri vogliono forzare i tempi. Intanto c'è ancora una decisione dell'arbitro Giorgio Fontana per il quinto fallo di squadra per il Centro Giovani. 3 sono. Intanto c'è un richiamo per Montigelli che ha reclamato, è ritornato in pista Candanedo che era uscito qualche minuto fa per prendere un po' di fiato. 5 falli di squadra, ricordo, vediamoli anche dalla grafica in sovraimpressione per il Centro Giovani, 3 per il Bassano, e quindi è ovvio che la squadra bianconera deve fare anche attenzione nella gestione. Anche i 2 portieri hanno approfittato in questo momento che il gioco è fermo per andare alle rispettive panchine per pulire la visiera, vediamo appunto di spalle. E ora seguiamo i tiri diretti, questo di Piroli che in qualche modo ha visto bravo il portiere Leonardo Barozzi, e qua Montigelli. E anche nel caso del giocatore del Centro Giovane è stato bravo il portiere Pertegato perché si è allungato chiudendo appunto lo spazio dell'angolino basso dove era indirizzata la pallina. Si riparte con il Bassano nell'angolino dell'area bianconera, si fanno risentire i supporters viareggini, seguono invece in silenzio ma con attenzione i 10 arrivati da Bassano che sono dietro la porta difesa da Barozzi. Ricordo Bassano 1-0, sta conducendo qua al Pala Barzacchi in questa prima gara del girone di ritorno. Ancora un fallo di squadra fischiato al Centro Giovani da parte dell'arbitro Andrea Davoli con il disappunto dei giocatori viareggini, e qua sinceramente 6 falli di squadra iniziano un po' a pesare perché ci stiamo avvicinando, addirittura siamo nel primo tempo a 15 minuti e 59 secondi dalla conclusione della prima parte della gara e siamo per il Centro Giovani a 6 falli, 3 esattamente la metà per il
Bassano. Non era riuscita questa giocata di Gepi Selva, dalla parte opposta viene in avanti il Bassano con due conclusioni neutralizzate da Barozzi, il contropiede bianco-nero fermato dai giocatori del Bassano. Ora si riparte con il CGC dalla retrovia, la partita un attimino si infiamma, si velocizza un po' nella manovra. Il Centro Giovani vuole fortissimamente il gol del pareggio, visto che lo vede sotto per la rete realizzata da Crespo Oliva al 22:40. Gepi Selva per Cinquini, Montigel, Muglia gira il centro con la pallina che non raggiunge Montigel, che si era portato in avanti, fermato molto bene da Gepi Selva Lisa, e dalla parte opposta subito, da una parte all'altra si va con la pallina, con il gioco. Ora c'è Barozzi che si distende e riesce a non dare la possibilità a Lisa di tirare pulito all'indirizzo della porta bianconera. Muglia, 14 minuti alla conclusione del primo tempo, Bassano 1, Centro Giovani Calciatori 0. Montigel per Elia Cinquini, che non è riuscito rispetto ad altre partite ad andare alle conclusioni con i suoi tiri molto forti anche da fuori. Il servizio di Cinquini verticalizzando l'azione a favore di Muglia. Montigel dietro la porta di Pertegato, Muglia ancora cerca di soffiare la pallina all'avversario, c'è un time out, un fischio che arriva in contemporanea. 7 falli di squadra per il Centro Giovani Calciatori, sono 3 per il Bassano e sono decisamente, Angelo, Sono tanti, molti, no? sono Non tanti. siamo neppure alla conclusione ancora del primo tempo. Sì, siamo praticamente a 12 minuti dalla fine del primo tempo e 7 gol di squadra. Intanto stiamo vedendo dei replay. Falli di squadra al centro sono veramente tanti. E stavo appunto sottolineando per il mio giornale come praticamente i contropiedi del Bassano stiano sorprendendo molte volte la retroguardia del Centro Giovani, specialmente con gli affondi del numero 9. E bisogna che il centro stia veramente più attento e concentrato, predisponendo un'adeguata difesa per contenere le ripartenze dei veneti, sempre pericolosi e sempre veloci. Appunto anche dalla parte opposta i due portieri sono stati molto bravi, sia Barozzi da una parte e Pertegato dall'altra, nel neutralizzare 2 occasioni almeno per parte, sia per pareggiare che per addirittura raddoppiare. Certamente, il centro ha avuto 2 occasioni, prima con Muglia e anche Montigel e Montigel, però nel tiro diretto, ma non ci dobbiamo dimenticare che il Bassano ha colpito nuovamente una traversa con Milani. Quindi una partita che è ancora aperta chiaramente a qualsiasi risultato, con intanto l'entrata in pista del collaboratore del Centro Giovani Calciatori per pulire il parquet dall'umido per la caduta in precedenza di un giocatore. Primo piano per Elia Cinquini, come detto Angelo prima, Elia Cinquini a differenza di altre partite non è riuscita ancora ad andare al tiro nella sua specialità da lontano. Esatto. Frutto anche ovviamente di una buona difesa del Bassano. Certamente della difesa Cellarossa ospite, però va anche detto che secondo me sì, va bene i meriti del Bassano, ma stasera il centro trova qualche difficoltà in fase di manovra offensiva. E ripeto, deve stare molto attento alle ripartenze, specialmente sulla fascia laterale alta, va bene, dei suoi attaccanti, degli attaccanti del Veneti, scusate. Intanto si riparte con l'ingaggio nell'area del Bassano, con la pallina che ritorna in avanti, scambiata da Lisa per il numero 8 Piroli, poi manovra Crespo Oliva, l'autore del gol del vantaggio
della formazione di Gaetano Maruzin, recupera di forza la sfera la squadra bianconera con Cinquini, aiutato anche dal compagno di squadra Montigel. Ora la squadra di Francesco Dolce sta cercando in tutte le maniere di poter andare in gol, quantomeno per raggiungere il pareggio nella prima frazione di gioco, per poi riordinarsi bene nella seconda parte della gara. Muglia, fermata la sua azione dagli arbitri, si riparte con il Bassano dalla sua area difensiva, viene subito in avanti la squadra in maglia bianco-rossa, manovra 12 minuti nel frattempo e 49 secondi alla conclusione del primo tempo, con l'iniziativa in questo frangente ad opera dei ragazzi di Maruzin, che sono scesi in pista abbastanza determinati e concentrati. Crespo Oliva per interrompere la striscia negativa, il centro giovani calciatori con forza, con Montigel va alla conclusione dopo che ha soffiato la pallina all'avversario. È il Viareggio adesso in avanti con Montigel proprio, scambia con Geppi Selva. Montigel, il Bassano si chiude, vedete che non dà la possibilità di entrare nelle retrovie difensive alla formazione bianconera. Muglia voleva affondare, non ci è riuscito, adesso ci prova il giocatore viareggino con una pallina che in qualche modo però il gioco era stato interrotto da direttore di gara Giorgio Fontana e quindi si riparte con l'azione dall'area veneta proprio nell'angolo della porta difesa da Davide Pertegato. Il fischio che comanda la ripresa del gioco. Bassano con Crespo Oliva che cerca di portare un pericolo alla squadra di Francesco Dolce, ha scambiato con Candenedo, pallina che viene persa dal Bassano. Montigel, intanto in pista anche il giovanissimo Luca Lombardi, il tecnico del CGC vuole chiaramente portare un po' anche di freschezza e c'è Luca Lombardi che ha avuto la possibilità, ha ciccato, possiamo dire in questo gergo, la pallina con una porta quasi completamente sguarnita, aggancia Geppi Selva, poi non riesce a concludere con il tiro. Bassano che ci riprova, Barozzi dietro la porta sua, ancora i giocatori del Bassano, riparte il centro giovani. Geppi Selva per Elia Cinquini, il tiro da lontano, la respinta della pallina che finisce in tribuna, ritorna subito in pista. Intanto dalla regia vediamo il replay che ci propone la pallina non colpita da Luca Lombardi, un'occasione davvero importante per il centro. Ritorniamo con le immagini in diretta, siamo nell'angolino con Elia Cinquini pressato da due avversari, guadagna una ripresa del gioco con un ingaggio a 2 quando siamo a 10 minuti, anzi no, 12 minuti dalla conclusione del primo tempo. 7 ancora i falli di squadra per i bianconeri, 3 per il Bassano. Montigel chiede la pallina, Luca Lombardi poi ha portato via un avversario, lo spazio c'è stato per l'inserimento di Cinquini.
poi Gepi Selva che prova a partire da lontano, scambia con Nando Montigel, uno schempa davvero provato e riprovato in allenamento che per poco stava per portare i frutti sperati, con la pallina che è stata ripresa da Nando Montigel. L'avete visto pertegato, la pallina si era alzata, era riuscito, tanto è rimasto a terra un giocatore del Bassano che ha perso anche la pallina. Scintille tra Montigel e un giocatore del Bassano, è rimasto a terra Candanedo, ha qualcosa da dire in modo energico un giocatore del Bassano. E ora vediamo il replay. Intanto Elia Cinquini in avanti, la pallina che si alza, la respinta e c'è il contatto tra Montigel e Candanedo, poi c'è stato qualche accenno di scintilla tra i due giocatori. Tanto viene richiamata l'attenzione degli arbitri al tavolo dei cronometristi. Ritorna in pista l'addetto del Centro Giovani Calciatori per asciugare il parquet. 9 minuti e 39 secondi alla conclusione del primo tempo. Gioco fermo, è stata richiamata l'attenzione dei direttori di gara dal tavolo dei cronometristi. Intanto ora vediamo un replay anche dal basso che ci viene fornita dalla nostra regia, proprio da questo contatto tra i due giocatori, tra Nando Montigel e Candanedo. C'è stato questo contatto con il giocatore del Candanedo che va a terra, però per gli arbitri è stato tutto regolare. Ora c'è un richiamo anche per un giocatore del Bassano da parte dell'arbitro Davoli di Correggio, perché protestava. Affiora un po' di nervosismo in questa fase della partita, è Candanedo che ha ricevuto il richiamo verbale, anzi Piroli ci segnalano dalla regia che ha ricevuto questo richiamo ufficiale da parte del signor Andrea Davoli di Correggio, che insieme a Giorgio Fontana di Milano sono i due arbitri centrali in pista. Gioco che è ripreso con Montigel che tiene la pallina, la scarica indietro a Luca Lombardi. Ha cercato delle soluzioni alternative l'allenatore Francesco Dolce per portare un po' di velocità alla sua manovra, con l'inserimento di questo giovanissimo attaccante viareggino che è andato all'attivo nello score delle segnature con 2 gol insieme con Montigel e Rosi. Va a terra Gepi Selva che voleva sicuramente un cartellino blu per il giocatore del Bassano e invece si riprende. Ecco il replay che abbiamo visto, si riprende con il gioco per i bianconeri che vanno alla conclusione. Tanto c'è l'attacco della squadra del Bassano, va a terra, riparte il Centro Giovani. C'è un giocatore del Bassano, ci sembra che sia rimasto infortunato, perché vediamo i volontari della Croce Verde che sono dietro la panchina veneta che stanno procedendo a soccorrerlo. C'è anche la dirigenza veneta al seguito della squadra che stanno chiaramente cercando di capire l'entità dell'infortunio del giocatore del Bassano. Non abbiamo avuto modo di capire chi è il giocatore che ha subito l'infortunio, tanto Candanedo ha toccato la pallina insieme a un altro compagno di squadra per la ripresa del gioco. Riparte
la manovra della compagine ospite a 7 minuti e 56 secondi dalla conclusione del primo tempo. Bassano conduce ancora 1-0 qua a Viareggio. Gepi Selva ha perso la pallina, Candanedo, attenzione, in qualche modo ci mette una pezza Liam Rosi, che ha fatto il suo ingresso in pista anche lui in questa fase della partita. Ha subito in allenamento un infortunio al naso con una pallina e quindi gioca con una protezione. Il centro in avanti con Lombardi, Gepi Selva, ancora il giocatore catalano in forza al centro giovane, il tiro di... e c'è il gol di Luca Lombardi, il gol di Luca Lombardi su conclusione di Elia Cinquini. Era stato bravo Pertegato a neutralizzare la pallina e a 7 minuti dalla conclusione del primo tempo Lombardi porta il centro giovani calciatori in gol per l'1-1 e per il giovanissimo attaccante bianconero è il terzo sigillo personale, quindi 1-1. Abbiamo visto nel replay della regia il gol di rapina da parte del giocatore del centro giovani che è riuscito a mandare la pallina alle spalle del portiere Davide Pertegato. C'è qualche disturbo in cuffia, credo che comunque se vada tutto regolare, ci fanno cenno dalla regia, quindi ovviamente noi proseguiamo nel nostro commento. Il tiro di Gepi Selva viene respinto dalla difesa del Bassano. Adesso sono 8 i falli di squadra del centro giovani calciatori, 4 quelli del Bassano, e questo chiaramente è una cosa un po' penalizzante per la squadra del centro giovani. Angelo, facevo riferimento proprio agli 8 falli di squadra perché c'è da giocare ancora 5 minuti del primo tempo e poi tutta una ripresa. Effettivamente sì, non è una condizione nervosa favorevole per il centro, che speriamo comunque la sappia amministrare molto bene. Vorrei sottolineare comunque la bontà e la precisione del giovanissimo Lombardi, che sfortunato qualche minuto prima nel non riuscire a mettere dentro una buona occasione si è completamente rifatto, trapiggando molto bene di precisione. Intanto arriva Angelo, il nono fallo di squadra per il centro giovani, e questo direi è davvero penalizzante perché può in qualche modo condizionare una partita che si sta livellando su un equilibrio, ecco, indipendentemente dal punteggio ora di 1-1, però ecco, questo nono fallo pesa e non poco. Pesa sì, ho visto l'espressione di Dolce che nell'accusare questo nono fallo, e il centro deve stare molto attento perché chiaramente poi la squadra di Marosin farà di tutto per approfittarne. Tanto il Bassano ritorna in possesso della pallina, siamo ormai in questa fase conclusiva della prima frazione di gioco. Milani, è arrivato anche Pilati che nel frattempo ha fatto ingresso in pista, anche Marozin sta un po' girando i suoi giocatori a disposizione proprio perché il ritmo lo vogliono mantenere sempre piuttosto elevato, e quindi ora che il centro giovani calciatori è riuscito ad arrivare in gol con il giovane Luca Lombardi, mossa direi azzeccata da parte dell'allenatore Francesco Dolce. Intanto risono in pista Samuele Muglia e Romeo Danna per i giocatori bianconeri, con Liam Rosi e Nando Montigel. Primo piano per il giocatore
argentino ormai naturalizzato italiano, possiamo dire. Ecco l'azione nel replay qui di Samuele Muglia con il portiere Pretegato che si è disteso davvero molto bene e gli ha in pratica tappato tutta la visuale della porta, difendendola molto bene e non dandogli la possibilità di andare in gol. Bassano che viene in avanti con Crespo Oliva, che era stato lui a portare in vantaggio i suoi fino a 7 minuti dalla conclusione del primo tempo, quando è arrivato il gol del pareggio di Luca Lombardi. Ora il centro giovani accelera un po' nella sua manovra, Liam Rosi, Romeo Danna con i suoi effettivi in pista. La squadra viareggina vuole chiaramente cercare di creare del pericolo, in considerazione anche del fatto che è già 9 falli contro i 4 di squadra del Bassano, che manovra in questa fase. Mancano 2 minuti e 20 secondi alla conclusione del primo tempo. 1-1 il parziale. Al gol di Crespo Oliva ha risposto Luca Lombardi. Per Crespo Oliva 13° gol, per il giovane giocatore del centro giovani è il terzo. Intanto c'è il gol del Bassano con il numero 5 Milani, un gol davvero curioso come è venuto. Ora il replay ce lo riproporrà a 2 minuti e 54 secondi. Ecco il replay, vediamo questa azione forzata di Milani con il portiere Leonardo Barozzi che stava cercando di chiudere lo specchio della porta e Milani, Angelo, è riuscito a scavalcarlo e infilare la sfera alle sue spalle. Sì, è stato bravo Milani, ma la difesa viareggina ha anche dormito, perché lì se si vede il taglio di Milani e il giro, qualcuno deve intervenire davanti a Barozzi. Sì. Un'azione direi personale, con convinzione il giocatore del Bassano è arrivato, la rivediamo ancora, vedete, è riuscito. Guarda, lì Liam Rosi si è fatto superare nella circostanza, poi c'è stato anche Muglia che è andato sull'uomo e qui però Milani, poi Liam Rosi ha cercato di recuperare, no? Andando dietro a Milani, ma ormai diciamo era troppo tardi. Certamente, questi comunque sono errori che il centro non deve commettere se vuol far sua questa partita. Tanto ora siamo a 2 minuti e 37 secondi dalla conclusione del primo tempo. 2-1 il vantaggio del Bassano qua a Viareggio sul centro giovani calciatori. Riparte la squadra di Gaetano Marosin. Ora c'è Montigel per Muglia e c'è il gol del pareggio di Samuele Muglia. Neppure il tempo di gioire per il Bassano, che è arrivato questo gol del pareggio. Recupera una grande pallina, dobbiamo dire, Nando Montigel, che ha fintato il tiro smarcando solitario Samuele Muglia. Ancora un replay a porta diciamo quasi sguarnita con il portiere a terra. 2 minuti e 15 dalla conclusione. Muglia porta il centro giovani calciatori sul 2 pari e Samuele Muglia realizza il 9° gol personale. Ora siamo con il Bassano che manovra, l'assist e la manovra di Muglia, ancora il tiro al volo di Samuele Muglia che si dispera in questa circostanza perché aveva avuto un'altra pallina al bacio, come si dice in questi casi, da parte di Nando Montigel, che lo aveva messo nella condizione di battere a rete e non ci è riuscito a superare il portiere avversario. Intanto però vediamo che un giocatore viene portato via in ambulanza,
c'è l'ambulanza della Croce Verde in servizio qua al Pala Barsacchi che porta via un giocatore del Bassano. Allora dopo cercheremo di capire di chi si tratta nell'intervallo. Io chiedo al nostro operatore Vincenzo Caravente se con Daniele Maffei, anche il nostro collega che è a ridosso delle panchine, può in qualche modo aiutarci per così avere la possibilità qua in questa fase della gara di poter anche capire cosa sia accaduto di preciso al giocatore del Bassano che è in pratica. Tanto ricordiamo che Sandrigo Breganze l'8 gennaio alle 20:45 è la partita, è il prossimo posticipo di Mediasport Channel e su ovviamente ogni settimana c'è una partita che va in diretta come questa che stiamo trasmettendo qua dal Pala Barsacchi. Ora dalle panchine del Bassano tramite Daniele Maffei, il nostro collega anche di New TV e di Centropista, ci chiaramente farà sapere in collegamento con Vincenzo Calvanese, il nostro operatore, di cosa si tratta, chi sarà il giocatore che è stato portato in ospedale, perché abbiamo visto, ecco, che qualcuno si è infortunato. Ora si è infortunato perché l'ambulanza è andata via e quindi siamo a 1 minuto e 30 secondi dalla conclusione della prima parte di gara qui al Pala Barsacchi. 2-2 è il punteggio tra il Bassano e il Centro Giovani Calciatori. È Mattia Baggio che è stato portato in ospedale, poi cercheremo di capire qualcosa di più di cosa sia accaduto. Abbiamo visto che i volontari della Croce Verde in servizio qua al Pala Barsacchi hanno lavorato intorno a lui qua sulla barella, ora anche per tranquillizzare chiaramente coloro che sono in diretta collegati con noi qua dal Pala Barsacchi, anche il nostro collega Angelo Cupisti del Tirreno che ci accompagnava e ci ha accompagnato nel corso della telecronaca, va giù a sincerarsi in modo tale che così quando riprendiamo in diretta qua dal Pala Barsacchi siamo in grado di dirvi cosa è accaduto di preciso al giocatore Mattia Baggio, che ovviamente noi ci auguriamo che sia solo una questione di accertamenti. Intanto siamo nella fase conclusiva di questa prima parte di gara con la partita che in pratica finisce, siamo a 5 secondi, 2-2 il punteggio, 9 falli di squadra per il Centro Giovani Calciatori, 4 per il Bassano. Le reti dopo le rivedremo anche con l'ausilio dei replay coordinati qua dal Pala Barsacchi da Marcello Bulgarelli. Intanto finisce il primo tempo con la regia centrale di Matteo Bedini, 22:40. Ecco che ora arrivano i gol con i replay qua, con il vantaggio del giocatore del Bassano, eccolo, Crespo Oliva per l'1-0 dei Veneti. Gol un po' contestato dai giocatori bianconeri. Ora arriva il tiro da lontano di Cinquini, si gira subito il giovane Luca Lombardi che fissa la pallina alle spalle del portiere Pertecato per l'1-1 a favore per il gol del Centro Giovani. Ancora un'azione personale che trova il gol Milani, ma qua, come dicevamo con il collega Angelo Cupisti, c'è stato un po' un errore
della difesa bianconera. E ora in avanti un buon recupero della pallina da parte di Muglia e poi assist di Montigelli, il recupero della pallina, assist per Muglia e poi il gol del 2 pari che porta le squadre negli spogliatoi. E noi con queste immagini, con i replay, cediamo la linea alla regia e poi ci risentiamo qua dal Pala Barsacchi per il secondo tempo di 100 giovani calciatori Bassano. Bassano che viene davanti, ha perso l'attimo del compagno di squadra. Il Bassano che viene davanti, ha perso l'attimo del 100 giovani calciatori, come si svilupperà Gepi Selva del giocatore che è riuscito a mantenere il possesso della pallina e poi in qualche modo tirare e mandare Gepi Selva per la battuta. C'è la conclusione, instaura un corpo a corpo con Montigelli che ha avuto la meglio, è uscito da dietro la porta. Piroli contro Barozzi, un momento importante della gara con Barozzi. Battuto i tiri diretti Cinquini. Eccolo Montigelli che contro il Montebello aveva realizzato, e qua Samuele Muglia per il 100 giovani. Prova alla ancora Piroli in azione, scambia con il compagno di squadra. Veramente il Bassano cerca di amministrare questo 1-0. Bassano non era riuscita a questa giocata di Gepi Selva dalla parte opposta, viene in avanti, portato in avanti, fermato molto bene da Gepi Selva Lisa. Il 100 giovani calciatori con forza, con Montigelli, tecnico del CGC, vuole chiaramente portare un po' anche di freschezza, e c'è il momento di Cinquini. Poi Gepi Selva che prova a partire da lontano, scambia con Nando Montigelli, il giocatore catalano in forza al 100 giovani, il tiro di e c'è il gol. Il giocatore catalano in forza al 100 giovani, il tiro di e c'è il gol alle spalle del portiere Davide Pertegato. In gol con il giovane Luca Lombardi, un mossa direi azzeccata da parte dell'allenatore con i suoi effettivi in pista. La squadra viareggina vuole chiaramente, per il giovane giocatore del 100 giovani è il terzo, per il giovane giocatore del 100 giovani è il terzo, Tano Marozin. Ora c'è Montigelli per Tano Marozin. Ora c'è Montigelli per il Bassano che manovra, l'assist e la manovra di Muglia, torna lui qua sulla barella, ora anche per tranquillizzare chiaramente coloro che sono in diretta, stesso Milani, perché non trovava lo spazio per poter proseguire. Crespo Oliva va alla conclusione, compagno di squadra. Il Bassano che viene davanti, ha perso l'attimo del compagno di squadra. Il Bassano che viene davanti, ha perso l'attimo del 100 giovani calciatori, come si svilupperà Gepi Selva del giocatore che è riuscito a mantenere il possesso della pallina e poi in qualche modo tirare e mandare Gepi Selva per la battuta. C'è la conclusione, instaura un corpo a corpo con Montigelli che ha avuto la meglio, è uscito da dietro la porta. Piroli contro Barozzi, un momento importante della gara con Barozzi. Battuto i tiri diretti Cinquini. Eccolo
Eccolo Montigel che contro il Montebello aveva realizzato, e qua Samuele Muglia per il Centro Giovani, prova alla ancora Piroli in azione, scambia con il compagno di squadra, veramente il Bassano cerca di amministrare questo 1-0, la Bassano non era riuscita a questa giocata di Gepi Selva, dalla parte opposta viene in avanti, il portato in avanti, fermato molto bene da Gepi Selva Lisa, il Centro Giovani Calciatori con forza, con Montigel, tecnico del CGC, vuole chiaramente portare un po' anche di freschezza, e c'è il momento di Cinquini, poi Gepi Selva che prova a partire da lontano, scambia con Nando Montigel, il giocatore catalano in forza al Centro Giovani, il tiro di e c'è il gol, il giocatore catalano in forza al Centro Giovani, il tiro di e c'è il gol alle spalle del portiere Davide Pertegato, in gol con il giovane Luca Lombardi, un mossa direi azzeccata da parte dell'allenatore, con i suoi effettivi in pista la squadra viareggina vuole chiaramente, per il giovane giocatore del Centro Giovani è il terzo, per il giovane giocatore del Centro Giovani è il terzo, Tano Marozin. Ora c'è Montigel per Tano Marozin, ora c'è Montigel per il Bassano che manovra, l'assist e la manovra di Muglia, torna lui qua sulla barella, ora anche per tranquillizzare chiaramente coloro che sono in dirette Milani, perché non trovava lo spazio per poter proseguire Crespo Oliva, va alla conclusione, compagno di squadra, è il Bassano che viene davanti, ha perso l'attimo del tiro, compagno di squadra, è il Bassano che viene davanti, ha perso l'attimo del tiro. Centro Giovani Calciatori, come si svilupperà, Gepi Selva del giocatore che è riuscito a mantenere il possesso della pallina e poi in qualche modo tirare e mandare Gepi Selva per la battuta. C'è la conclusione, instaura un corpo a corpo con Montigel che ha avuto la meglio, è uscito da dietro la porta. Piroli contro Barozzi, un momento importante della gara con Barozzi, battuto i tiri diretti Cinquini. Eccolo Montigel che contro il Montebello aveva realizzato, e qua Samuele Muglia per il Centro Giovani, prova alla ancora Piroli in azione, scambia con il compagno di squadra, mentre il Bassano cerca di amministrare questo 1-0, la Bassano non era riuscita a questa giocata di Gepi Selva, dalla parte opposta viene in avanti, il portato in avanti, fermato molto bene da Gepi Selva. Vi ricordiamo velocemente i premi. Primo premio è il numero 45 celeste, terzo premio il numero 3 bianco, quarto premio numero 39 bianco, quinto premio numero 95 bianco, sesto premio numero 2 bianco, settimo premio 30
ottavo premio 7. Amici all'ascolto, un cordiale buonasera qua dalla Pala Barzacchi di Viareggio da parte di Roy Lepore e Angelo Cupisti, e poi alla regia qua esterna della Pala Barzacchi coordinata da Marcello Bulgarelli, alle telecamere Vincenzo Calvanese, negli studi di Noi TV a coordinare l'alta regia centrale Matteo Bedini. Con le immagini si riferiscono al secondo tempo di 100 giovani calciatori Bassano, terminato come vedete dalla grafica 2 pari, con una partita che è stata, diciamo, con equilibrio, con il Bassano che era passata in vantaggio, poi il centro ha pareggiato, Bassano nuovamente in vantaggio e poi il centro giovani che è arrivato proprio nella fase conclusiva della prima frazione di gioco a riportarsi in parità, con però una spada di Damocle per i ragazzi di Francesco Dolce, che sono i 9 falli di squadra che hanno subito nell'arco della prima parte della partita e i 4 del Bassano che manovrano. Intanto ci aggiorna il collega Angelo Cupisti delle condizioni di Mattia Baggio, che è stato portato in ospedale con l'ambulanza della Croce Verde, che ha subito un colpo nel corso del primo tempo alla testa, però chiaramente non sembra nulla di preoccupante, solo un accertamento come avevamo anticipato noi, e quindi tranquillizziamo tutti coloro che sono in ascolto con noi qua da Viareggio, dal Pala Barzacchi. Si è trattato solo di una precauzione per consentirgli poi di poter ritornare a casa con i compagni di squadra. Il centro manovra con Elia Cinquini, dalla parte opposta Gepi Selva, era passato in vantaggio il Bassano con Crespo Oliva, il pareggio poi di Luca Lombardi, giovanissimo della formazione di Dolce, che era stato mandato in pista nella fase finale di gara. Poi Milani, che è un'azione personale, aveva riportato in vantaggio i suoi, e poi il pareggio di Muglia a 2 minuti dalla conclusione. Bassano che viene in avanti con il tiro operato da Candanedo, rimane a terra Montigel. Ora è ovvio che il centro giovani che ha accettato, vediamo il replay dell'azione. Candanedo, vedete, è data al tiro, era Crespo Oliva in questa fase che era andato alla conclusione, in qualche modo neutralizzata dal portiere Leonardo Barozzi. È chiaro che, come detto, condizionerà non poco la manovra dei giocatori viareggini questo numero 9 nella casella dei falli di squadra. La coppia arbitrale in pista è composta da intanto un'occasionissima della squadra ospite con Candanedo. Il centro giovani si apre un po' in fase difensiva e ne aveva approfittato appunto il giocatore del Bassano. Gli arbitri li ricorda Andrea Davoli di Correggio, Giorgio Fontana di Milano, e poi al tavolo come arbitro ausiliario Sandro Raffaelli, a tavolo di 45 secondi Alessandro Capparelli di Viareggio. Gepi Selva non è riuscito a dare il compagno di squadra, intanto c'è un richiamo da parte dell'arbitro Davoli, attenzione perché c'è il cartellino blu per Muglia, cartellino blu per Samuele Muglia al 21:59. Decimo fallo. Questo è il 10° fallo? No, non è il 10° fallo, cartellino blu per tiro diretto. E ecco il replay che arriva, vedete Gepi Selva, riparte il, ecco qui c'è Muglia, e intanto il contatto con il numero 75 che è stato Candanedo, e ora al tiro va Crespo Oliva. Crespo Oliva al 21:59, tiro diretto, e c'è il gol con questo tiro secco
e c'è il 3-2 per il Bassano, che torna ancora in vantaggio. In pratica la formazione di Gaetano Marozzini, intanto vediamo il replay con la telecamera bassa, questa conclusione potente, tiro diretto di Crespo Oliva che porta i suoi nuovamente in vantaggio. Il Bassano in pratica è sempre stato in vantaggio, poi raggiunto dal Centro Giovani Calciatori. La squadra bianconera però non è riuscita mai ad andare sopra ai veneti, e ora sul punteggio di 3-2 per il Bassano ci sono i 9 falli di squadra che pesano. Ovviamente ora il Centro è in una fase delicata della partita dove non deve perdere la testa, perché il Bassano potrebbe approfittarne di questa situazione. Il tiro di Candanedo era stato leggermente deviato, il Bassano va alla conclusione adesso dopo che erano scaduti però i 45 secondi. Cinquini che riparte per i suoi. Montigel, nuovamente in pista Luca Lombardi. La freschezza del ragazzino viene preferita in questa fase della gara. Intanto Montigel aveva agganciato la pallina, ora di forza Cinquini che viene messo giù e c'è il blu questa volta per Milani. C'è il replay ora che ci viene riproposto ancora con Cinquini che stava per andare via, Milani che lo aggancia e quindi c'è il blu. Siamo esattamente al 22-26. Ora c'è il tiro diretto per il Centro Giovani, va Gepi Selva, e ora qua c'è da dire che è un tiro di quelli davvero importanti in questo momento della partita, perché il Bassano è in vantaggio per 3-2, il Centro Giovani Calciatori ha 9 falli di squadra e quindi questa conclusione di Gepi Selva è davvero pesantissima, perché può riportare il Centro Giovani in parità. Pertecato che si muove, c'è il gol di Gepi Selva, un gol del 3 pari, un gol importante come stavo dicendo, perché a questo punto della partita il Centro Giovani Calciatori, che dicevamo era sotto, è sempre stato sotto nei confronti del Bassano, è riuscito ancora una volta Angelo a pareggiare. Sì, il Centro è riuscito a pareggiare, però sta inseguendo questo Bassano che si sta confermando una squadra certamente non meritevole dei risultati fin qui penalizzanti, e vediamo che lo fa utilizzando, come è giusto anche, il giovanissimo Lombardi che si è messo a mostra con quel bel gol nella prima frazione. Va detto, Angelo, scusa, che il Centro anche in questo momento difficile della partita non ha perso la calma, ha ragionato, perché questo è un momento davvero delicato. È un momento delicato e giustamente i meriti sono anche di Francesco Dolce, del suo allenatore, che sta cercando di sfruttare ogni opportunità per rendere più efficace la manovra bianconera. Ha visto che stasera questo Luca Lombardi giovanissimo è nella sua serata e quindi gli sta dando ragione e lui lo sta ripagando. E certamente sì. Centro Giovani che
adesso è in possesso di pallina proprio con Luca Lombardi. Elia Cinquini, il tiro, neutralizzata la sua conclusione da Pertegato, che sta svolgendo bene. Intanto bella la pallina recuperata da Gepi Selva per Lombardi, ha cercato di agganciarla ma gli è andata via, però è lì insieme a Gepi Selva a mettere nell'angolino un avversario. È stata giudicata irregolare la manovra bianconera, ripartito subito il Bassano nell'angolo. Gepi Selva insieme con Montigele recuperano la pallina. Cinquini, si distende la squadra di Francesco Dolce con Cinquini, Luca Lombardi che non ha il guizzo vincente, occasionissima per il Centro Giovani Calciatori di passare in vantaggio con Luca Lombardi. Intanto il gol di Gepi Selva è il numero 12 come score personale del giocatore catalano in forza al Centro Giovani Calciatori. Sta amministrando i 9 falli di squadra il CGC in questa fase della partita. 12 minuti e 11 secondi alla conclusione della gara. Attenzione, va a terra un giocatore in area del Bassano, però viene comandata la ripresa del gioco a favore del CGC perché ha toccato con la mano il parquet. Quinto fallo di squadra anche per il Bassano. Riparte il centro con Gepi Selva, Cinquini, 3 pari, Montigel. Il pubblico sta seguendo in silenzio questa partita, quasi timoroso per quello che si vede in pista, perché probabilmente non si sente sicuro, chissà, di quello che può esprimere la squadra bianconera. Intanto ha tentato una volée Montigel con scarsa fortuna. Dalla parte opposta c'è Barozzi che entra in 2 occasioni superlativo, il portiere viareggino che ha detto di no ad un Bassano che è andato ancora una volta vicinissimo al gol per ritornare in vantaggio. Lombardi, Cinquini, perde la pallina, ne approfitta il Bassano con Candenedo, costretto a dare indietro a Piroli. Di forza Montigel recupera la pallina, poi lascia proseguire Cinquini. Lombardi, Gepi Selva, il tiro con le spalle rivolte alla porta, si è girato bene ma la mira era sbagliata. Contrattacco del Bassano, il centro che indietreggia davanti al portiere Barozzi per proteggerlo. Crespo Riva che aveva aperto le segnature per il Bassano, poi ci ha provato Piroli con scarsa fortuna. Riparte il CGC con Gepi Selva quando mancano 16 minuti e 10 secondi alla conclusione della partita. Abbiamo visto Lombardi che aveva avuto qualcosa da ridire nei confronti del direttore di gara, che però ha fatto proseguire l'azione. Bassano che viene in avanti, dietro la porta di Barozzi che cerca di disturbare il capitano Crespo Riva che ha colpito l'esterno della rete della porta difesa dal portiere viareggino. Interrompe il signor Davoli la manovra per comandare il gioco con la ripresa a 2. Ancora una volta c'è un'interruzione e ora rivediamo questo replay con Cinquini, c'è Lombardi e ora dalla parte opposta vediamo Barozzi che va con la racchetta a neutralizzare la pallina. Il gioco è fermo, spezzettato davvero in modo notevole, una partita che si sta dilungando un po' oltre i tempi canonici e per i colleghi della stampa scritta ci sono non pochi problemi perché c'è la chiusura del giornale a una certa ora e quindi con i 15 minuti e 42 secondi che restano da giocare ancora
c'è preoccupazione per riuscire in tempo a mandare il risultato. Intanto alcuni risultati: Follonica Correggio 5-2 finale, 5-5 Breganze Scandiano, 4-2 finale Valdagno Monza, poi Sarzana Trissino 2-2, Lodi 9-2 con il Sandrigo, e poi Forte dei Marmi con il Montebello 4-0. Quindi c'è la squadra in testa della classifica è Lodi che vince, Forte dei Marmi ancora, e quindi il Bassano che viene in avanti con Crespo Oliva. 3-3, ricordiamo qua al Pala Barsacchi. Tanto Lisa è rientrato in pista come lo aveva fatto nel corso del primo tempo. Bassano che si porta in avanti, fermato Lisa da Montigel, cercava il giocatore veneto un compagno di squadra accanto, però non lo ha trovato. Ora il centro che vuol provare quantomeno a passare in vantaggio sul Bassano, visto che i bianconeri di Francesco Dolce sono sempre stati costretti fino a questo momento ad inseguire. Muglia, ritornato in pista, fa tutto da solo, poi da Montigel, al momento del tiro era coperto Danna. Cinquini che prova da lontano con il contatto pertegato Muglia, un buon recupero di Montigel che poi manda la pallina in avanti a cercare Samuele Muglia. C'è il pattino reclamato da Montigel e c'è l'intervento viene richiamato da parte dell'arbitro Giorgio Fontana, dell'incaricato del Centro Giovani Calciatori, collaboratore Giovanni. E ora vediamo il replay. Samuele Muglia fa tutto lui, c'è Montigel che qua chiedeva il fallo di pattino di Milani, ma l'arbitro era lì ben piazzato. Fontana ha fatto proseguire l'azione e ripeto ancora una volta, una partita che si interrompe in modo ripetuto in questo secondo tempo, con i giocatori quando cadono a terra creano quell'umidità e la pericolosità chiaramente nel pattinare se non viene asciugato il parquet. Muglia, Montigel, più indietro anche Cinquini, lo specialista. Con questa telecamera bassa possiamo beneficiare di una visuale buona, però non è riuscito il giocatore del Centro Giovani a indirizzare la pallina verso la porta difesa da Pertegato. Adesso avanza il Bassano, bravo Barozzi. Siamo dalla parte opposta con le immagini che siamo fermi, eccola l'immagine che ritorna qui sul nostro monitor con il Bassano. Intanto va a terra un giocatore del Bassano e c'è il 10° fallo, quello che chiaramente inseguiva la squadra del Bassano. E qui vediamo il replay, siamo con il giocatore che va a terra, il contatto è con Montigel, vediamo Montigel che aggancia il capitano Crespo Oliva e a 13 minuti e 29 secondi c'è il 10° fallo del CGC. Ora c'è il tiro diretto, che va a fare Crespo Oliva. 3 pari il risultato, ancora l'intervento dell'incaricato del Centro Giovani per asciugare il parquet. Questo tiro diretto che diventa importante per il Bassano sul punteggio di 3 pari, e ora vedremo Barozzi
cosa riuscirà a fare a questa conclusione di Crespo Oliva a 13 minuti e 29 secondi dalla conclusione della partita. Viene messo fuori questo tiro e quindi non sfruttata l'occasione. Poi c'è una decisione dell'arbitro, dovrebbe essere rigore. Ora c'è il replay con questo intervento di Barozzi, poi va anche Montigel dietro a Crespo Oliva e c'è il rigore per questa entrata dal dietro di Montigel su Crespo Oliva e l'arbitro assegna il rigore. C'era stato nel replay, lo abbiamo visto, c'era questo contatto tra, ora rimanda il replay basso della nostra regia, rientra, ecco, vediamo il replay, il tiro è andato fuori, la pallina, vedete, arriva Montigel da dietro, questo contatto che c'è stato con Crespo Oliva e è arrivato il rigore quando siamo a 12:23 dalla conclusione di questa partita. Intanto viene asciugato ancora il parquet, protestano i giocatori del Centro Giovani. Il pubblico inveisce contro il direttore di gara. Va al tiro Crespo Oliva. Crespo Oliva alla conclusione del tiro di rigore aveva messo fuori il tiro diretto un attimo fa e ora viene invitato Barozzi a rimanere fermo. Intanto il pubblico inveisce contro il direttore di gara Fontana. Crespo Oliva contro Barozzi che cerca di rimanere fermo il più possibile, ovviamente. Il tiro, la respinta di Barozzi, e quindi il Centro Giovani Calciatori riesce a rimanere in partita. Due occasionissime per il Bassano. Ora ci ripropone il replay con la conclusione del tiro diretto messo fuori. Ora c'è vedete la conclusione del rigore parato e respinto dal portiere del Centro Giovani Calciatori Leonardo Barozzi. Due occasionissime avute dalla formazione di Gaetano Marozin con Crespo Oliva, che non è riuscito però a approfittare della situazione del tiro diretto e del rigore, perché uno l'ha messo fuori il tiro diretto e poi il rigore è stato respinto con efficacia dal portiere Leonardo Barozzi, che era stato anche richiamato in precedenza dal direttore di gara Fontana, che si era mosso leggermente, e quindi anche dal punto di vista psicologico. Intanto c'è il time out, vediamo che c'è l'interruzione del gioco, c'è un po' di confusione in pista ora, però c'è un po' di confusione in pista perché il centro aveva chiamato il time out, l'azione era proseguita, poi è stata interrotta, quindi ancora una volta c'è l'interruzione della partita quando siamo a 12 minuti e 23 secondi dalla sua conclusione. Ricordiamo la prossima gara, Sandrigo Breganze, che va su Mediasport Channel in diretta, appuntamento televisivo della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Mancano qui 12 minuti alla conclusione della partita e quindi siamo su 3 pari, come dalla sovraimpressione della regia viene evidenziato ancora una volta. Una partita rocambolesca nel suo essere fino a questo punto,
con il centro giovani calciatori che è stato sempre sotto, poi ha pareggiato nei confronti del Bassano. Ora viene richiamato da parte del portiere Leonardo Barozzi l'attenzione del direttore di gara Andrea Davoli, perché intanto rivediamo ancora una volta il replay del tiro diretto del rigore, dell'entrata dal dietro di Nando Montigella nei confronti di Crespo Oliva, che in questo momento ha fatto un pochino il bello e cattivo tempo perché ha messo fuori prima il tiro diretto, poi si è propiziato il rigore che poi ha fallito, ma dobbiamo dire molto bravo Leonardo Barozzi, che si è disteso nonostante, come detto, dal punto di vista psicologico c'era stato il richiamo nei suoi confronti, e quindi rimanere fermo e anche con i nervi saldi per respingere questa pallina è stata davvero la bravura di questo portiere che non scopriamo stasera, portiere della nazionale di grande valore, che si alterna insieme a Richignata, portiere del Forte dei Marmi, alla guida della formazione azzurra guidata da Massimo Mariotti. Centro giovani con Gepi Selva in azione, Nando Montigella sta usando la calma, l'esperienza probabilmente anche dei suoi uomini di punta, la squadra di Francesco Dolce, che adesso vuol amministrare questo tre pari, ma vuol cercare ovviamente di mettere proprio nel proseguo di questa gara lo zampino per cercare di passare anche in vantaggio, scavalcare questo Bassano che è arrivato a Viareggio con 4 sconfitte subite nelle ultime gare, con il centro giovani calciatori davanti reduci da 4 vittorie, quindi ci sono dei numeri che parlavano a favore e a sfavore dell'altra formazione. Stasera dobbiamo dire che il Bassano ha avuto un po' una svolta, comunque finisca questa partita contro i bianconeri di Francesco Dolce, perché ha invertito un po' la tendenza di una serie negativa. Comunque sia, comunque per il momento è tre pari la gara, aperta a qualsiasi risultato, con i giocatori di Marosine che vengono ancora in avanti, sono andati alla conclusione con Milani, la pallina smanacciata da Barozzi, riparte il centro con Elia Cinquini, poi Nando Montigel, Cinquini ancora che gira, manda in avanti la sfera però che non viene raggiunta da Danna, e riparte il Bassano, ma fa muro molto bene Romeo Danna, che insieme con Elia Cinquini viene in avanti. Occasione davvero importante per il centro giovani calciatori che manovra ancora e tiene il possesso della pallina. Montigel si è alzato il ritmo del gioco quando siamo a 12 minuti e 24 secondi dalla conclusione della gara. Tre pari il risultato tra CGC e Bassano, che viene in avanti, pallina troppo lunga per Candenedo che non è riuscito a intercettarla. Ancora ospiti veneti con Milani che manovra in pista, anche Lisa ancora una volta, Marosin ovviamente ruota anche lui come Francesco Dolce e i suoi giocatori, perché in questa fase della partita ci vogliono uomini freschi per arrivare in fondo e gestire un risultato di tre pari. Dietro la porta di Barozzi aveva lavorato Lisa la pallina, poi l'aveva messo davanti al portiere bianconero, ma nessuno dei suoi aveva seguito il tiro di Cinquini. Pertegato ha respinto, interviene l'arbitro Davoli, la pallina era andata in tribuna, quindi è stata rimessa giù subito da uno dei tanti bambini presenti qua della leva hockey sulle tribune del Pala Barsacchi. Punta molto la società sul settore giovanile e anche con la presenza di questi piccoli allievi, dei giocatori della prima squadra presenti qua a fare il tifo sugli spalti. Cinquini, intanto Danna va in profondità, Cinquini 2 volte è andato al tiro, Pertegato è riuscito a neutralizzare, a recuperare la pallina Montigel, in avanti va a terra Gepi Selva,
L'arbitro fa proseguire l'azione, contropiede del Bassano con il miracolo di Leonardo Barozzi, gridano al gol i giocatori del Bassano, ma c'è stato il miracolo del portierone. Appena ci sarà la possibilità a gioco fermo di vedere questa azione importante della compagine di Marozin, lo vedremo. Intanto c'è il replay che arriva con Cinquini intanto che va in avanti con Gepi Selva, la respinta di Pertegato e poi questa possibilità di contropiede ora del Bassano con la pallina che viene, vedete, portata in avanti. Risiamo però subito in diretta con le immagini, non abbiamo visto la pallina pericolosa di Barozzi, la vedremo dopo. Il tiro di Cinquini, c'era stato Montigel che era stato disturbato e c'è il blu a un giocatore del Bassano, esattamente Crespo Oliva dovrebbe essere. Crespo Oliva, blu per Crespo Oliva. E ora è il centro giovani che, ecco il replay del blu per Crespo Oliva, tanto Montigel e c'è l'aggancio di Montigel per... E ora qui è davvero l'occasione ghiotta. E ora vediamo la parata di prima che avevamo anticipato, eccola, l'azione del Bassano con il miracolo di Leonardo Barozzi. Il miracolo di Leonardo Barozzi, vedete che c'è la pallina che in qualche modo viene rimessa da Leonardo Barozzi e ora c'è questa azione, questo tiro diretto. Va Muglia che ha la possibilità di portare in vantaggio per la prima volta stasera il centro giovani calciatori. Samuele Muglia al tiro e c'è la pallina che va in gol, però l'arbitro dice di no. L'arbitro dice di no perché il portiere si era mosso, però la pallina, ecco il replay, Samuele Muglia, vedete la pallina era andata in fondo al sacco, però aveva fischiato prima e ora c'è il replay, però Davoli aveva fischiato prima e quindi ora Muglia riparte con la sua conclusione contro Davide Pertegato. 2-0-2, Muglia contro Pertegato, la respinta del portiere, la respinta, siamo a 8 minuti dalla fine della partita e il 7:52 esattamente. Avete visto che l'occasione ora è Montigel che non riesce a sfruttare questa opportunità. Il centro per due volte è andato vicinissimo al gol, prima con Samuele Muglia, ora con Nando Montigel e quindi Cinquini tenta il contropiede, 3 contro 2 la squadra bianconera. Gepi Selva ora è ritornata indietro in fase difensiva la squadra di Marozini, che però è con 3 uomini in pista di movimento contro i 4 del centro giovani calciatori e quindi il centro vuole approfittare della situazione in questo frangente dell'uomo in più per cercare di trovare il gol che lo porterebbe in vantaggio per la prima volta. Gepi Selva, però vedete che i 3 che sono in pista del Bassano riescono a difendere molto bene davanti al portiere Pertegato. Nando Montigel va a terra e c'è rigore assegnato dall'arbitro Davoli. Va riconosciuto comunque all'arbitro Davoli che da una parte e dall'altra riesce a mantenere l'equilibrio delle sue decisioni e c'è il fallo su Montigel, rigore su Montigel al 6:44, 6 minuti e 44 secondi dalla conclusione della gara, quindi una partita davvero con notevoli capovolgimenti di fronte. Intanto rivediamo il tiro diretto di Samuele Muglia,
Eccolo qua, la grandissima parata del portiere Davide Pertegato che si è allungato con il piede e ha messo la pallina fuori. Vediamo ora questo rigore, probabilmente lo andrà a tirare Cinquini, così è. Cinquini va al tiro di rigore, il giocatore che ha realizzato fino a questo momento 11 gol, 12 sono quelli di Geppi Selva. Cinquini con molta tenacia, è freddo, sta dicendo all'arbitro Davoli di controllare bene il portiere Davide Pertegato che rimanga fermo. Cinquini contro Pertegato, tiro di rigore, 3 pari qua tra 100 giovani calciatori e Bassano, il tiro di Elia Cinquini neutralizzato dal portiere Pertegato. Dobbiamo dire che è la prima volta forse che Cinquini non riesce a far gol, il portiere respinge, però è stato davvero bravo il portiere del Bassano, perché prima nel tiro diretto di Samuele Muglia, ora nella conclusione di Cinquini ha detto di no, e ora c'è ancora una volta Muglia che ha la possibilità per portare in gol il Centro Giovani Calciatori. Occasionissime sprecate dalla squadra di Francesco Dolce di andare in gol e di sorpassare per la prima volta in questa partita il Bassano. Siamo a 6 minuti e 12 secondi esatti dalla conclusione della partita, una partita davvero molto viva, molto interessante. Ecco il rigore di Elia Cinquini, il portiere Pertegato si è allungato intuendo con il piede sinistro l'angolino dove Elia aveva indirizzato la pallina ed è stato davvero bravo. Va riconosciuto il portiere del Bassano. Da quando il tiro diretto di Geppi Selva ha portato il Centro Giovani sul 3 pari, si sono avvicendate diverse opportunità da una parte e dall'altra per ritornare in gol e non ci sono riuscite né il Centro Giovani Calciatori né il Bassano. Partita spezzettata, rivediamo ancora Giovanni, l'addetto collaboratore del Centro Giovani Calciatori, ancora una volta in pista per asciugare il parquet. Una partita interminabile, davvero questa. 6 minuti e 10 secondi alla sua conclusione. Il Centro Giovani però in questa fase vuol premere sull'acceleratore perché tanto ha toccato con la mano a terra. C'è un altro intervento e c'è un blu per il numero 37 Crespo Oliva. Blu per Crespo Oliva, 5 minuti e 59. Blu per Crespo Oliva, una partita direi con grandi capovolgimenti di fronte. Ora vediamo ancora il replay con l'aggancio che aveva fatto perdere l'equilibrio a Elia Cinquini. Vedete che va a terra e l'arbitro lì. L'arbitro rincorre l'azione, esattamente Giorgio Fontana di Milano estrae il cartellino blu. Ora siamo a 5 minuti e 59 secondi dalla conclusione della partita. Geppi Selva, finali Follonica Correggio 5-2, Breganze Scandiano 6-5, Valdagno Monza 4-2, Sarzana Trissino 2-3, Lodi Sandrigo 13-3, Forte dei Marmi Montebello 4-1. Qua al Palabarzacchi, ovviamente in diretta state seguendo con noi la partita CGC Bassano 3-3. C'è questo tiro diretto adesso pesante, importante per il Centro Giovani Calciatori. Geppi Selva ha realizzato quello del 3 pari al 22-26 e ora ha l'opportunità per portare il CGC in vantaggio per la prima volta qua stasera contro i Veneti di Marozin. Pertegato contro Geppi Selva.
fischia e dà il comando dell'azione il portiere, l'arbitro Fontana. Geppi Selva alza e mette la pallina in gol per il 4-3. L'arbitro convalida il gol, Pertegato dice che la pallina è alta, però c'è il gol di Geppi Selva per il 4-3. Per il 4-3 del Centro Giovani Calciatori. Rivediamo il replay. Rivediamo il replay di Geppi Selva, alza la pallina per il suo 13° gol. Geppi Selva realizza il 13° gol e per la prima volta in questa partita il Centro Giovani Calciatori è in vantaggio sul Bassano, 4-3. Siamo a 5 minuti e 50 secondi dalla conclusione della gara. E ora vedremo come la amministrerà la formazione bianconera, che con Geppi Selva ancora è andato in avanti mettendo una pallina per Samuele Muglia, però il portiere Pertegato lo ha disturbato e quindi non è riuscito nella deviazione. E ora sono interminabili questi 5 minuti e 42 secondi perché il Centro per la prima volta è passato in vantaggio e ora vuole amministrarselo bene questo gol importante contestato dal portiere Pertegato, realizzato da Geppi Selva, autore di una doppietta su questi tiri diretti di Lombardi e di Muglia. Gli altri 2 gol viareggini, ancora Barozzi che si è disteso, Crespo Oliva di Milani e poi ancora Crespo Oliva, i gol della formazione del Bassano. Ora esce Geppi Selva, ritorna in pista Romeo Danna, l'allenatore Francesco Dolce gira i suoi giocatori. Ora va ancora una volta richiesta l'entrata in pista di Giovanni, che stasera sta facendo su e giù. Intanto riapprofittiamo di questa pausa per rivedere se c'è qualche replay, intanto che l'addetto del Centro Giovani Calciatori pulisca l'umido di sul parquet del Pala Barzacchi. Intanto vediamo il gol del secondo tempo, quello del tiro diretto di Crespo Oliva, maglia numero 37, questo gol davvero molto bello, tiro potente, secco, su cui il portiere Leonardo Barozzi non ha potuto fare nulla. E poi ecco la punizione di Geppi Selva del 3 pari. Intanto ritorniamo in diretta ovviamente con le nostre immagini. Bassano in avanti, attenzione, una pallina che per poco non era deviata da Lisa in modo pericoloso, quasi a tu per tu del portiere Barozzi. Ora viene in avanti Muglia, si ferma e attende Cinquini. Eccolo qua il giocatore bianconero Muglia che amministra la pallina, la scambia con il compagno di squadra. Cinquini, Danna, ora è il Centro Giovani chiaramente che manda in profondità una pallina per Montigel. Pertegato esce davvero molto bene in questa occasione per dare fastidio al giocatore in maglia bianconera. Ritorna in avanti subito il Bassano con Milani. La difesa viareggina alla meglio con Danna e Muglia, vengono in avanti i giocatori del CGC, poi arriva anche Elia Cinquini, Nando Montigel. Il Centro adesso intende amministrare la pallina che però viene persa in questo frangente dai ragazzi di Francesco Dolce. Riparte quindi il Bassano, è Piroli, davanti a lui c'è Montigel
che lo ferma, poi ne approfitta anche Cinquini per venire in avanti. Cinquini con un mestiere, ora si allunga la pallina Danna e favorisce l'avanzata del Bassano. Intanto Bassano che è stato dietro la porta di Barozzi, il tiro respinto dalla difesa bianconera, riparte. Intanto siamo a 2 minuti e 40 secondi dalla conclusione della partita, il punteggio è di 4-3 a favore del Centro Giovani Calciatori. Ecco che c'è il time out chiesto con la panchina del Bassano e quella del Centro Giovani Calciatori, che ne approfittano per avere le ultime direttive dai rispettivi allenatori. Da una parte Francesco Dolce e dall'altra parte anche Gaetano Marozin, e si guadagna il meritato applauso anche Giovanni, collaboratore della CGC, per le sue entrate. Intanto ecco le ultime azioni in replay con Nando Montigel, viene messo giù, eccolo il rigore assegnato al Centro Giovani Calciatori. Vedete l'azione di Nando Montigel, la decisione dell'azione da parte dell'arbitro e l'intervento di Pertegato su Cinquini, che dobbiamo dire è forse uno dei primissimi tiri di rigore che non riesce a trasformare questa azione di Muglia. Ecco Gepi Selva, il gol prezioso di questo 4-3 contestato dal portiere Pertegato. A suo parere la pallina era alta, non per i due direttori di gara Davoli e Fontana, e quindi si è ripreso dal gioco a 2 minuti e 23 secondi dalla conclusione, con il Bassano che cerca adesso per la prima volta di ritrovare il pareggio dopo che il Centro Giovani Calciatori è passato in vantaggio. Era sempre stata la formazione veneta di Marozin che aveva creato dei problemi al Centro Giovani Calciatori. Intanto viene fermata l'azione dei veneti e questo è a favore dei bianconeri viareggini, che possono quindi riorganizzarsi un attimino, respirare a 1 minuto e 54 secondi dalla conclusione della partita. Gepi Selva manda in avanti per Danna, che deve cercare di difendere la pallina insieme con Elia. C'è intanto Francesco Dolce, l'allenatore bianconero, che dalla panchina urla attenzione ai propri giocatori. Montigel porta lontano dalla sua area la pallina, in avanti per Gepi Selva, indietro ancora a Cinquini. Montigel, intanto siamo a 1 minuto e 20 secondi dalla conclusione della partita. Romeo Danna e un giocatore del Bassano erano andati in contatto, l'azione è proseguita. Montigel in fase difensiva è davvero onnipresente e va a terra. C'è un time out chiesto dal Centro Giovani Calciatori intelligentemente da Francesco Dolce a 1 minuto dalla conclusione della partita. E ora vediamo il replay che Marcello Bulgarelli dalla regia qua del Pala Barzanchi ci manda per aver visto appunto il contatto subito da Nando Montigel. A Noi TV la regia viene coordinata da Matteo Bedini. Ricordiamo, siamo in diretta sulla piattaforma di Mediasport Channel per questa partita scelta dalla Federazione Italiana Sport Rotelistici settimanalmente come appuntamento televisivo. Il prossimo sarà Sandrigo con il Breganze l'8 di gennaio, quando riprenderà nel posticipo il campionato. Ricordiamo che dopo la sosta riprenderà a gennaio
il Centro Giovani Calciatori giocherà il 5, domenica 5 alle 18 a Trissino, mentre il Bassano riceverà domenica 4 gennaio il Forte dei Marmi. Manovriamo proprio nell'ultima parte della partita con il tabellone che si è fermato su 47 secondi, 46, ora scorre velocemente con il Bassano che ha recuperato il possesso della pallina e viene in avanti la conclusione forte di Candanedo, è andata alta da Gepi Selva a Cinquini, una pallina nell'angolino dell'area difensiva bianconera, in avanti per Romeo Danna che deve fare attenzione a non perderla. Montigel ora cerca il contatto con gli avversari, riesce ad andare via tra due avversari, poi va a terra, questa volta è regolare, giudicata la manovra dei giocatori del Bassano che vengono in avanti, attenzione perché c'è un'azione pericolosa, finisce la partita. Era stato il numero 5 Milani che si era portato a tu per tu del portiere Leonardo Barozzi. Il Centro Giovani Calciatori davvero a fatica è riuscito a vincere una partita davvero difficile con il punteggio di 4-3, solito punteggio con il Montebello, solita fatica, ma con il Montebello la partita era stata anche sul 4-1 per i viareggini. Il Bassano dobbiamo dire che ha invertito la rotta, dopo 4 sconfitte di fila ha raggiunto la quinta qui a Viareggio, il Centro Giovani Calciatori ha raggiunto la quinta vittoria, ma dobbiamo dire che la squadra di Gaetano Marozin esce qua dal Pala Barzanchi davvero a testa alta per aver interpretato bene una partita davanti al pubblico viareggino. Il Centro Giovani Calciatori riesce a vincere questa partita. Ricapitoliamo i gol: nel primo tempo Crespo Oliva al 22:40 per l'1-0, il pareggio di Lombardi per l'1-1, poi il gol di Milani del 2-1, quello di Muglia a 2 minuti e 15 secondi dalla conclusione del primo tempo per il 2-2, poi nella ripresa Crespo Olivo per il 3-2, ancora tiro diretto di Gepi Selva per il 3 pari, poi diverse occasioni su tiri diretti e rigori falliti da una parte e dall'altra, e poi è arrivato il gol partita di Gepi Selva a 5 minuti e 59 secondi dalla conclusione della gara, che fissa il risultato finale sul 4-3, davvero 3 punti pesantissimi per la formazione di Francesco Dolce. Con queste immagini, cari amici, noi ci congediamo dal Pala Barzanchi di Viareggio. Roy Lepore vi saluta, vi augura tanti auguri per le prossime feste, insieme ovviamente a Vincenzo Calvanese alle riprese, Marcello Bulgarelli alla regia qua dal Pala Barzanchi, Matteo Bedini dalla regia centrale di Noi TV, Angelo Cupissi, collega della Tirreno, per il commento tecnico. L'appuntamento, come detto, dopo la